Dal 1 novembre prossimo al 31 ottobre del 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestiti dalla compagnia Aeroitalia. I residenti potranno usufruire di tariffe fisse garantite tutto l'anno, indipendentemente dal periodo di prenotazione. L'investimento complessivo per garantire la continuità territoriale di Comiso è stimato in 25,5 milioni di euro, di cui il 60% è coperto dai fondi della Regione Siciliana, il resto con risorse dello Stato. Con l'avvio della continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso, ha sottolineato il presidente Schifani, garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia orientale il diritto alla mobilità, con tariffe certe, servizi inclusivi e collegamenti costanti con Roma e Milano. Questo risultato è frutto di un impegno congiunto tra lo Stato e la Regione nell'ottica generale di rilancio dello scalo, per il quale insieme alla SAC, che gestisce l'aeroporto, all'amministrazione comunale, stiamo lavorando per realizzare anche un'importante area cargo che consenta di sviluppare maggiormente il commercio dei prodotti provenienti dal territorio. Il governo regionale sta trasformando l'aerostazione di Comiso in un'infrastruttura moderna ed efficiente, capace di sostenere la crescita economica, turistica e sociale dell'intero circondario. Le tariffe predeterminate senza variazioni stagionali saranno le seguenti, tasse incluse. Comiso Roma Fiumicino costerà 56,02 euro, Roma Fiumicino Comiso 72,84 euro, Comiso Milano Linate 68,02 euro, Milano Linate Comiso 78,12 euro. Il biglietto include la borsa, zaino a mano, il bagaglio a mano fino a 10 kg e il bagaglio estiva fino a 23 kg, check-in gratuito e cambi illimitati senza costi aggiuntivi, con ulteriori sconti dedicati ai bambini, studenti, pensionati e viaggiatori per motivi di salute. I bambini da 0 a 2 anni viaggiano gratis. È un traguardo importante, ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, raggiunto grazie all'impegno di funzionari e dirigenti dell'assessorato che dirigo, che sono riusciti a impiegare risorse cospicue per sostenere i voli e ridurre le diseguaglianze sugli spostamenti. Non ci fermiamo al trasporto aereo, perché stiamo investendo per potenziare alcune infrastrutture locali strategiche. 25 milioni di euro è un progetto integrato per migliorare le strade statali 114 e 115, rendendole più agevole l'accesso allo scalo, ulteriori 1,6 milioni di euro per gli interventi sulla via degli Aragonesi, fondamentale collegamento fra il centro urbano, l'aeroporto e i principali siti di interessi del territorio. Siamo all'aeroporto di Comiso e la continuità territoriale è realtà. Già sono acquistabili sul sito di Aeroitalia i biglietti da Comiso verso l'aeroporto di Roma e l'aeroporto di Milano Linate. I prezzi sono calmierati. La regione siciliana, insieme al governo nazionale, ha voluto sostenere la continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso con 15 milioni di euro. La continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso verso Roma e Milano inizierà il 1 novembre del 2025 e terminerà nell'ottobre del 2028. Grande interesse del governo Schifani sull'aeroporto di Comiso, che già ha avuto stanziamenti per oltre 47 milioni di euro, 20 dei quali sull'area cargo, quindi anche attenzione per i produttori locali e per il trasporto delle merci. Il costo dei biglietti per singola tratta varierà da 56 euro a 78 euro, tasse incluse. Dopodiché novità, perché acquistando il biglietto si avrà diritto a trasportare il proprio zaino, ma anche la trolley e stivare un bagaglio di 23 kg. I bambini fino a 2 anni non pagheranno e i bambini dai 2 ai 12 anni avranno uno sconto del 30%, e poi sono previsti degli sconti sia per gli studenti che per i pensionati. L'assessorato alle infrastrutture e il dipartimento trasporti già sono al lavoro affinché l'aeroporto di Comiso possa essere interconnesso anche col trasporto su gomma. Buon volo a tutti, la Sicilia vola in alto.